Sicurezza e legalità nei cantieri edili del Veneziano, due priorità inderogabili davanti al tragico bollettino delle morti sul lavoro da un lato e di una presenza della criminalità organizzata che l'arrivo dei fondi PNRR sta facendo più aggressiva. Si spiega così il protocollo d'intesa siglato tra Centro Edili Venezia e Carabinieri per la tutela del lavoro, che vedrà le due istituzioni collaborare nella formazione del personale dell'Arma almeno per i prossimi 2 anni. I dati che noi abbiamo sono dati estremamente utili, riteniamo, per l'Arma dei Carabinieri, per poter verificare appunto non solo la sicurezza dei cantieri, argomento sicuramente spinoso ma ben conosciuto, ma anche quello della irregolarità che molto spesso porta anche ad infiltrazioni mafiose, come purtroppo abbiamo avuto notizia anche recentemente nel territorio veneziano. L'attività di vigilanza è sia dal punto di vista fiscale, retributivo e contributivo, che dal punto di vista tecnico, per garantire la sicurezza nei cantieri. Il protocollo consentirà uno scambio di informazioni con tutti gli enti coinvolti. Avremo la piena collaborazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, del Nucleo Ispettorato Carabinieri Lavoro e delle scuole di formazione edile che, stando sul territorio, ovviamente hanno una piena conoscenza della realtà territoriale in cui operano. Sempre con l'obiettivo, che è comune a tutti, di garantire la sicurezza dei lavoratori appunto sui luoghi di lavoro nel settore edile.